Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Presentazione oggi a Palazzo di Toppo Wasserman a Udine del nuovo portale online dedicato agli studenti e alle loro famiglie per orientarsi nella offerta formativa universitaria di Udine. Ci colleghiamo subito con la nostra Paola Treppo. A te la linea. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo con il magnifico rettore, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dello Student Day 2021, un'edizione tra reale e virtuale. Buongiorno magnifico rettore. Buongiorno a tutte e tutti, naturalmente sì, è reale anche se viene definita virtuale, però naturalmente quest'anno dovendo rinunciare alla tradizionale edizione che si svolgeva presso una delle nostre sedi con fiumi di studenti che sciamavano nei 3 giorni dedicati, abbiamo ritenuto invece di creare qualcosa di nuovo, una vera e propria piattaforma digitale, uniwood.it/opendays, dentro il quale gli studenti potranno navigare naturalmente con contenuti molto particolari e trovare non solo le informazioni relative ai corsi, ai servizi che potranno vedere, ma anche interagire direttamente con docenti, a studenti che già sono in corso, naturalmente con tutti i responsabili dei servizi e anche attraverso delle chat, quindi avranno dei contenuti che permetteranno loro attraverso questo percorso virtuale di entrare, di acquisire consapevolezza di come è fatto, come funziona il mondo universitario al di là di quello che sia naturalmente la semplice elencazione dei corsi che potranno avere. Ci saranno 3 tappe, quindi abbiamo dilatato con uno sforzo notevole naturalmente il percorso e che comincerà la prima la settimana prossima, poi ne avremo fra marzo e aprile la possibilità di entrare all'interno dei diversi dipartimenti, gli 8 dipartimenti, e poi a maggio una fase conclusiva di questi Open Days, il plurale d'obbligo in questo caso, e che, se la situazione epidemiologica lo permetterà, potrà prevedere anche degli incontri diretti a piccoli gruppi magari in presenza. Però credo che con questa esperienza potranno veramente ridursi le distanze, quindi non sarà un Student Day a distanza, perché le distanze verranno proprio ridotte dalla grande interattività che potrà fornire questo strumento. In questa nuova piattaforma sarà possibile anche partecipare a delle dirette live e anche scaricare i PDF e i flyer dove è descritta l'attività dei corsi? Sì, assolutamente, ci sarà in contemporanea la possibilità naturalmente di queste stanze si apriranno man mano che i giorni saranno dedicati ai diversi dipartimenti o alla diversa, quella che abbiamo chiamato poli didattici formativi, e naturalmente c'è la possibilità anche di scaricare, rivedere una serie di contenuti di questa pagina. Questo è che rende anche più semplice e fruibile naturalmente da parte dei ragazzi questa cosa. Poi ci saranno, quello che è importante, credo, anche le testimonianze degli studenti, quindi una modalità di accesso. Ecco, l'importante è che ci sia da parte di tutti gli interessati, che non sono solo gli studenti, lo sappiamo, sono le famiglie, anche gli insegnanti naturalmente, una iscrizione semplice, perché è aperto a tutti, non c'è assolutamente accesso riservato, però questo potrà permettere a tutti quelli che lo vorranno anche di avere dei profili, delle informazioni targetizzate, personalizzate e di approfondimento rispetto a ciò che già vedono sulla piattaforma. È chiaro che è uno sforzo molto ampio, però per noi questo è un modo di annullare, come si diceva, le distanze e diventare più inclusivi. E quindi in questo momento così difficile forse un ulteriore quindi contributo per chi vuole formarsi all'Ateneo di Udine. Per adesso è tutto Alexis, ringraziamo il magnifico rettore, ti richiederemo la linea più tardi per entrare ancora più nel dettaglio rispetto a questo Student Day 2021. Grazie alla nostra Paola Treppo. Gli studenti dell'ITS Kennedy di Pordenone, il corso post diploma che sforna tecnici informatici, vanno a supporto delle aziende grazie a un progetto che prevede l'analisi di situazioni concrete con la ricerca e la proposta di nuove soluzioni in campo tecnologico. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 30 ragazzi del corso di Service Design.
Gli studenti dell'ITS Kennedy di Pordenone, la scuola di eccellenza biennale post-diploma in cui si formano gli informatici, si mettono a disposizione delle aziende per creare nuove strategie efficaci nell'affrontare l'attuale pandemia. E così, nelle ultime 2 settimane, i 30 studenti del secondo anno del corso in Service Design si sono misurati con un caso aziendale, coordinati dal docente Stefano Maraspin, specialista fondatore dell'azienda friulana MV Labs. Sostanzialmente un approccio orientato al processo, orientato alle effettive esigenze che hanno anche gli operatori in una linea di produzione. È importante, anziché uno che si concentra sugli aspetti tecnici, perché consente all'azienda di essere molto più competitiva, di ridurre il numero di errori che vengono commessi sul campo, di aumentare l'efficienza, di diminuire gli scarti, quindi è molto importante come elemento competitivo. E come si vede sono un po' ambiti eterogenei, quelli in cui sono utili o oggigiorno forse con le dinamiche competitive necessari questi tipi di approcci e che è ciò che consente ai ragazzi oggigiorno di trovare poi sbocco in diversi settori. La preparazione che ricevono qui non è verticale, incentrata su un particolare settore, però reputo abbiano competenze abbastanza trasversali e polivalenti per potersi poi inserire in diversi ambiti. Il caso di studio nasce su richiesta dell'azienda Abaco Viaggi, agenzia di viaggi e tour operator di Codroipo, che serve un network di circa 300 agenzie di viaggio, gestendo mediamente 35.000 visitatori all'anno. Suddivisi in gruppi di 3 persone ciascuno, i 30 studenti hanno affrontato l'analisi del caso aziendale secondo approcci utilizzati dai grandi player internazionali. Diciamo che quest'anno ci ha messo di fronte a molte sfide l'intero settore del turismo, tra gli altri settori, e abbiamo deciso di impiegarlo lavorando su un rinnovamento del paradigma, della modalità di scelta degli itinerari, della modalità di proposizione proprio di tutto il nostro prodotto al comparto. La collaborazione con la Fondazione Kennedy è stata importante perché ha fatto cogliere anche nei lavori che hanno presentato i ragazzi un cambio vero di paradigma e hanno colto quello che è l'assistenza al viaggiatore che danno l'agenzia viaggi e il tour operator, non come fornitori di servizi ma proprio come co-creatori di esperienze. È uno spirito che abbiamo proprio visto in questa collaborazione che ci ha resi orgogliosi e onorati di vedere la nostra case history apparire su questi schermi. Ecco. Dei 10 progetti di studio ne sono stati selezionati 3 presentati all'azienda, simulando quanto avviene durante una reale presentazione aziendale. Una di queste sarà analizzata da Abaco e nel caso adottata. Un'esperienza pronta ad essere applicata anche con altre realtà aziendali. Gli ITS da sempre sono un percorso formativo in cui l'azienda ha un ruolo centrale, per cui per i nostri percorsi è indispensabile capire le esigenze dell'azienda e creare dei percorsi formativi che soddisfano questa esigenza. Noi operiamo in un settore dell'ICT che è in continua evoluzione e quindi dobbiamo mantenere il passo non solo in tecnologie come abbiamo visto, ma anche in contenuti e in filosofie applicative estremamente innovative. Questo ci ha garantito quest'anno di raddoppiare i corsi della nostra fondazione con un record di iscritti mai verificati prima, e l'obiettivo è quello di avviare il prossimo anno nuovi corsi. Abbiamo già collaborazioni in atto con importanti cluster di aziende e che ci chiedono nuovi tipi di percorsi, per cui probabilmente il prossimo step sarà proprio quello della trasformazione digitale delle aziende. I corsi ITS hanno un altro punto di forza indiscutibile, la presenza massiccia di docenti che arrivano dal mondo del lavoro e quindi preparano i ragazzi all'ambiente aziendale, alla filosofia aziendale, ma anche a utilizzare tecnologie all'avanguardia. Quando i ragazzi poi si presentano in azienda portano tutto questo bagaglio di conoscenza, magari anche in quelle aziende non prettamente ICT, dove le tecnologie informatiche non sono ancora conosciute, portando innovazione, portando nuove possibilità, e semplicemente aprire questo nuovo panorama fornisce all'azienda nuova possibilità di business e i nostri ragazzi sono portatori di possibilità di business. Ci richiede la linea Paola Treppo per ulteriori aggiornamenti dall'Università di Udine. A te la linea. Sì, grazie Alexis. Siamo con Cristina Di Sint, responsabile dell'ufficio orientamento dell'Università di Udine. Con lei entriamo in dettaglio su quelli che sono i giovani che si sono già iscritti e che hanno fatto accesso a questa nuova innovativa piattaforma. Sì, sostanzialmente i ragazzi hanno potuto già iscriversi all'evento e ricevere un programma personalizzato.
Gli studenti soprattutto sono della provincia di Udine, intorno al 40%, ma a seguire abbiamo percentuali molto elevate dal Veneto, in particolare dalla provincia di Treviso con il 22% e di Venezia con il 15%. Ovviamente grande presenza anche delle altre province del Friuli Venezia Giulia, in particolare su Pordenone, ma anche province per esempio della Lombardia e di altre regioni italiane, perché ovviamente una manifestazione realizzata sul web consente di raggiungere anche utenti che provengono da altre regioni. Quindi è possibile anche, grazie a questo nuovo portale, espandere quella che è l'attività e anche avere dei feedback positivi per quanto riguarda le nuove iscrizioni da altre regioni. Esatto, l'attività in presenza presuppone che ovviamente lo studente debba recarsi fisicamente in corso d'anno, magari quando le scuole sono ancora in corso presso il nostro Ateneo. Fare l'attività online consente una maggiore fruibilità e quindi una maggiore conoscenza anche da studenti che magari fisicamente fanno fatica ad essere qui nel periodo di febbraio, che è il periodo tradizionale per noi, per gli Open Day. Quali sono i corsi più richiesti? Beh, insomma, copriamo sostanzialmente tutta l'offerta formativa, quindi devo dire che attualmente i vari poli che caratterizzano la nostra offerta e che appunto verranno presentati nei pomeriggi del 9, 10, 11 e 12 febbraio sono, devo dire, equamente richiesti, perché appunto all'interno del polo si può trovare un'offerta per ambiti disciplinari che a seconda anche della provenienza della scuola interessano in maniera abbastanza trasversale, ecco, gli studenti. Ad esempio le studenti, diciamo le ragazze, ecco, le studentesse hanno un orientamento particolare, scelte particolari, più magari umanità, a livello diciamo così più filone umanistico? No, le studentesse magari fanno un po' fatica a scegliere l'ambito scientifico, ma abbiamo avviato diverse progettualità per consentire anche alle studentesse di avvicinarsi a un ambito che magari vedono un po' lontano da quello che è il loro mondo. E in questo momento devo dire che i risultati, soprattutto in determinati ambiti, magari anche ambito scientifico-medico, portano dei grandi risultati anche da questo punto di vista. Quindi non c'è più questa caratterizzazione così forte, ci si sbilancia un pochino di più, diciamo, anche verso quegli ambiti, e appunto una presentazione così ampia dell'offerta formativa consente anche a tutti di avvicinarsi magari ad ambiti a cui non avevano pensato e li conoscono attraverso strumenti nuovi e innovativi che appunto troveranno sul portale che abbiamo pensato per loro. C'è anche la possibilità di curiosare, tra virgolette, come ci diceva prima il magnifico rettore, anche da parte magari di chi vuole iscriversi e vuole laurearsi anche se non è più un ragazzo. Esatto, l'offerta formativa che viene presentata può interessare anche a chi in questo momento non ha appena finito o sta per finire il percorso delle scuole secondarie, ma vuole reinventarsi e approfondire la conoscenza, avere il materiale disponibile online e confrontarsi online anche con gli operatori può essere un momento, insomma, interessante per fare una scelta anche in un momento diverso da quello della fine delle scuole secondarie superiori. Quindi ringraziamo la dottoressa Disint per il suo intervento qui da Palazzo di Topo Wasserman, da Via Gemona, da Udine. Alexis, ti restituisco la linea. Grazie a te Paola, assieme a Paolo Bassi per questo collegamento in diretta da Udine. Noi ora ci separiamo per qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a voi la linea. A 23 anni Daina ha deciso di intraprendere una strada che pochissime ragazze, tantomeno della sua età, scelgono: il mestiere della norcina, e così ha cominciato a seguire norcini più esperti finché poi si è messa in proprio. Vediamo. Dani ha 23 anni, di Avasinis, di Trasaghis, sta imparando a fare la norcina, così giovane. Sì. Ho sempre avuto questa passione qua, quindi finalmente dopo anni ho combinato a trovare qualcuno che mi porti in giro e a imparare e mi insegna. Ecco, come si comincia a imparare a fare la norcina? All'inizio guardando, perché non è facile assolutamente, è pericoloso.
o comunque bisogna essere molto veloci, quindi all'inizio guardando, cercando di capire come funziona, dopo provando le cose base fino ad arrivare a prendere un po' di velocità, a capire un po' come funziona. Quando c'è qualcuno che ha bisogno di supporto raggiungi le cantine dove... Esatto, iniziando dai lavori base fino a quando comunque piano piano, un po' alla volta, e sempre provando. E l'obiettivo per il tuo futuro cosa vorresti fare? Continuare così. Sono felice di avere, sì, di aver trovato comunque questo lavoretto, quindi vorrei continuare a imparare sempre di più e continuare così. Hai seguito una formazione, diciamo, di base per fare questo tipo di lavoro o no? No, ho fatto semplicemente l'alberghiero, quindi solo cucina praticamente, però ho sempre avuto passione più per la carne, per i secondi. Anche sì, studiando il primo, secondo, dolce, però sempre il secondo è sempre stato il mio preferito. Quindi. Arrivi forse da una famiglia di norcini o comunque che hanno avuto tradizioni in questo senso? Sì, arrivo da una famiglia da contadini, quindi sempre avuto animali d'allevamento a casa, suini, bovini e anche sì, parenti che facevano norcino, macellaio. Così giovane, una ragazza, c'è qualche tua amica che conosci che fa la norcina, che vuole farla? No, solo ragazzi, solo uomini e basta, non ho mai conosciuto nessuno, neanche a scuola, quindi ero sempre stata l'unica ad avere questa passione qua, quindi no, non ho mai conosciuto né colleghe né amiche. Questo grembiule particolare che hai, che cos'è? Sì, questo qua è un aggeggio per legare il salame o comunque le soppresse. Tiene lo spago fermo, è solo per stringere un po' di più, diciamo. È legato per dietro e ha lo spago. Comunque anche nonostante tu sia una norcina e comunque lavori in campagna, non rinunci comunque alla moda, vedo. Sì, ho un pochino di... sì, è vero. Ho un pochino di tatuaggi, di garbis. Sì. Una tradizione importante è quella del norcino. Secondo me è una cosa favolosa e non dobbiamo essere all'interno della globalizzazione che veramente si sta distruggendo, e noi come piccole realtà di sindaci e coi permessi e tutto cerchiamo di nuovo di fare queste realtà qua. Dopo un lungo periodo di isolamento stanno meglio i frati francescani del santuario di Sant'Antonio di Padova di Gemona. Dopo essere stati contagiati tutti dal Covid, sono guariti e tra breve riapriranno il luogo sacro ai fedeli. Saranno riprese anche le celebrazioni. Il messaggio di fede e speranza dal padre guardiano Giovanni Battista Ronconi. Come frati francescani abbiamo subito anche noi il contagio del coronavirus e il nostro santuario necessariamente è rimasto chiuso per un bel po'. Apriremo prossimamente con le celebrazioni e con tutto il resto. Se posso fare un bilancio, posso dire che la protezione di Sant'Antonio l'abbiamo vista nettamente. All'inizio siamo stati contagiati in 4 e poi tutti gli 8 frati della comunità, però nessuno di noi ha avuto sintomi importanti, nessuno è andato in ospedale e quindi possiamo ringraziare il Signore attraverso l'intercessione di Sant'Antonio. A questo punto riprendiamo il servizio dopo un periodo di meditazione, di riflessione, di preghiera personale e comunitaria intense. E quindi quello che possiamo fare e accogliere tutti coloro che verranno al santuario con cuore purificato, con le braccia aperte. Riprenderemo le celebrazioni eucaristiche, riprenderemo le confessioni, ma soprattutto vorrei dire, riprenderemo ad essere testimoni. Noi come religiosi non ci siamo scelti. Un giorno il provinciale ci ha chiamato e ci ha chiesto di andare ad abitare in una determinata casa con altri fratelli che non abbiamo scelto, che hanno una storia diversa dalla nostra.
E la nostra scommessa di testimoni di Cristo è quella di vivere insieme nonostante tutto. Non abbiamo legami di sangue, non siamo stati noi a scegliere i fratelli con cui volevamo ad abitare, ma nella grazia del Signore Gesù Cristo riusciamo a stare insieme, e anche se qualche discussione può essere accesa, pure alla fine si cerca di ritrovare l'unità, anche per essere testimoni credibili. E vorremmo essere testimoni dell'amore di Cristo in due direzioni. Prima di tutto, con San Francesco, dire che siamo tutti fratelli e sorelle fra di noi, e non solo fra noi esseri umani, ma anche con tutto il creato, e quindi con gli alberi, con la natura, che sono dei fratelli che vivono con noi sulla terra e che dobbiamo tutelare e custodire. Come seconda cosa, dobbiamo essere testimoni di una realtà, quella che non abbiamo una sede stabile sulla terra. Sappiamo che questo è un momento di prova. Viviamo gli anni della giovinezza, dell'intraprendenza, dell'entusiasmo, con i nostri talenti umani che ci spingono avanti. E poi, come ogni essere umano, nella vecchiaia diventiamo poveri, diventiamo debitori a tutti coloro che ci danno una mano semplicemente per andare avanti. Vorrei dire con questo che dobbiamo aspettare un'altra patria, che noi sappiamo, noi cristiani, essere il regno di Dio, il regno dell'amore. E questo lo vogliamo testimoniare con la nostra vita, perché noi, in quanto religiosi, abbiamo rinunciato ad una famiglia, ad una posizione sociale, ad una carriera, ma anche dire in questo momento di separazione dato dal coronavirus, di distacco gli uni dagli altri, di paura addirittura del contatto con gli esseri umani, vogliamo testimoniare che tutti siamo figli di Dio e quindi fratelli e sorelle fra di noi. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.